La Germania nazista nel 1939 scatena la Seconda Guerra Mondiale. In poco tempo tutta l'Europa è occupata dai tedeschi. Nel 1940 l'Italia fascista si schiera al loro fianco. Nel 1943 la situazione si capovolge. Da Stalingrado i russi cominciano una controffensiva. Lo stesso fanno gli inglesi in Africa. A giugno gli anglo-americani sbarcano in Sicilia. La guerra arriva in Italia. La sconfitta è inevitabile. Il re, i generali, il Gran Consiglio del fascismo, il 25 luglio del 1943 arrestano Mussolini e l'8 settembre trattano con gli anglo-americani un armistizio. Soldati ufficiali, abbandonati senza ordini nelle caserme o al fronte, buttano le armi. La parola d'ordine è tutti a casa. Nel centro-nord, sotto la protezione tedesca, nasce la Repubblica Sociale Italiana, con a capo Mussolini. Quello che resta dell'esercito italiano viene disarmato. I militari sbandati e catturati vengono spediti in Germania. È l'inizio della caccia all'uomo. Chi può si nasconde. Escono i bandi che impongono ai militari e ai giovani in età di leva di presentarsi alle autorità fasciste. I partiti antifascisti, sciolti dal regime, danno vita al Comitato di Liberazione Nazionale con l'intento di guidare la resistenza contro nazisti e fascisti. L'inverno 43-44 è un inverno di resistenza passiva. Le formazioni partigiane si organizzano in montagna, dove è più facile trovare rifugio. Le ore di guardia, le veglie intorno al fuoco, la convivenza facilitano una discussione e la nascita di una coscienza politica. In montagna i giovani diventano uomini, hanno le armi, sono giovani partigiani e i loro comandanti, ma la vita in montagna è dura, il cibo scarso. I ribelli vivono vicini ai contadini e ai montanari dei paesi dell'Appennino, spesso coinvolti nella guerra e dai rastrellamenti nazifascisti. Dall'estate del 1944 gli alleati inviano al nord loro missioni. Si tratta di piccoli gruppi dotati di radiotrasmettenti con il compito di stabilire contatti tra partigiani e alleati. Da allora armi e indumenti arrivano dal cielo. Nel gennaio 45 una missione alleata giunge nella sesta zona operativa, che comprende la provincia di Genova con una parte di territorio alessandrino, pavese e piacentino. A riceverli, sul Monte Antola, ci sono i partigiani della Iori, una brigata della divisione Cichero. L'attività partigiana della Iori era cominciata un anno prima, quando una trentina di uomini avevano lasciato la base di Cichero, in Fontana Buona, per raggiungere la Valtrebbia. Era i primi di maggio del 44. Siamo partiti da Cichero, che saremmo stati una trentina. A Cichero ormai eravamo diventati quasi 100
E allora Bisagno ha detto che dovevamo dividerci e noi siamo partiti per primi. Dovevamo andare ad occupare una nuova posizione nella parte alta della Val Trebbia. Il nostro comandante era Croce, commissario Moro. Bisagno mi ha dato il comando del distaccamento da Cicchero andare in Val Trebbia. Lui mi ha detto ti devi prendere 30 uomini, 20 me l'ha dati lui e 10 te li scegli te. Era un ragazzo che era cresciuto con i genitori. Lui per esempio conosceva i forti perché la città non la conosceva la montagna, già da allora. Poi era molto timido. Bisagno era una figura che aveva un carisma, aveva sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista morale. Una volta eravamo in un albergo a Passo del Bravo, è venuta giù una ragazza, c'era Bisagno, eravamo lì che si parlava. Questo ha sentito dire, guarda Bisagno, si è fermata incantata, ha lasciato cadere il piatto, perché era una figura anche... Ci dava un esempio che si doveva seguire. Siamo andati in certi punti, in certi attacchi, eccetera, che forse senza la figura di Bisagno non ci andavamo. Allora non eravamo ancora Brigata Iori, ma Torre, distaccamento Torre. 2 giorni di cammino e siamo arrivati dalle parti dell'Antola. Pur abitando nella Val Bisagno, su quelle montagne non c'ero mai stato. Monte Antola e tutta quella zona lì. C'erano ex militari, persone più anziane, operai. Ma la media si aggirava sui 20 anni, 22. Io ero già dei più vecchi, perché erano tutti ragazzi di 18-20 anni, 16, 18, 20. Specialmente in Val Trebbia c'ero stato parecchie volte, un po' la conosceva perché io sono nato a Cicagna. E sono andato a Busala, avevo chiesto a che ora c'era questo treno, mi hanno detto guardi c'è una corriera al mattino e una alla sera, treni non ce ne sono che va a Torino. Allora io mi sono incamminato e sono andato a piedi e ho fatto di nuovo una 20-25 chilometri. A Torino c'erano i tedeschi, c'era già un comando tedesco. E la fortuna ha voluto che sono entrato in un negozio e ho chiesto per favore la strada per andare sull'Antola. E la signora, che tra l'altro era, che poi abbiamo saputo che collaborava con noi, mi ha detto che c'era 1,5 metri di neve. Era i primi di gennaio, no? Che era impossibile andare sull'Antola, che comunque mi aveva detto dietro lì al deposito delle corriere c'è la strada che va su Donnetta, che va sull'Antola. La nostra storia come Iori è cominciata lì, da quei monti dove comincia la Val Trebbia. La sua all'inizio è stata dura, molto. Non conoscevamo i posti, trovare da mangiare, molto dura. Allora per i monti giravano quelli che facevano la borsa nera, ladri, gente armata, non sapevi chi erano. Noi invece avevamo già un nostro modo, che era quello che ci eravamo dati a Cicchero con Bisagno. Bisognava rispettare la gente del posto, non esporla ai pericoli, insomma, non andarli alla militare. In pratica ogni paese avevamo dei punti di riferimento. I Musanti sull'Antola, Momo a Bavastrelli, Paoli a Propata, Berto a Craprile, i Driuli alla Campagna di Carrega. Ci siamo sempre mossi, bei tranquilli, di giorno e di notte, e non ci sono mai stati episodi che mi risulti di gente che ci ha fatto la spiata. Forse l'unico caso che è successo, una donna locale aveva scritto in una cartolina, in una lettera, qui ci sono i ribelli. E naturalmente la censura ha funzionato.
tra la fine di maggio e i primi di giugno abbiamo fatto la prima azione militare vera e propria contro la caserma dei carabinieri di Rovegno. Ci aveva dato una mano uno, Gino, diventerà poi il comandante di un distaccamento della Iori, il Bellucci. Verso la fine di giugno c'è stato l'episodio che è stato un po' come il nostro battesimo. Più in giù, nella valle, verso Cerignale, c'era una banda più grossa della nostra. La comandava un croato, uno di fegato, che era scappato da un campo italiano dove era prigioniero. Ben armati, avevano anche dei camion, avevano persino dei prigionieri tedeschi. Prima abbiamo cercato un accordo, poi si è capito che avevano un modo di fare che non era il nostro. Gli abbiamo fatto una sorpresa e catturato il loro comando. Ai loro uomini abbiamo detto: qui comandiamo noi, chi vuole restare cambia registro, se no se ne va a casa. Gliel'ha detto Bisagno in persona sulla piazza di Cerignale. Una parte sono rimasti e così siamo aumentati di numero. Intanto arrivavano dei nuovi dalla città e siamo diventati la brigata Iori. Non è stato difficile perché erano tutti ragazzi che venivano in montagna per un motivo. Perciò io non ho trovato grossa difficoltà. Ma era una disciplina ragionata. C'era un fondo di etica, non so, non vorrei dire una parola difficile, religiosa. Cioè dovevamo comportarsi in un dato modo, non molestare, rispettare la gente, essere cordiali. Nell'interno c'erano delle regole, non andare a ballare, dividere tutto quello che arrivava, eccetera. Quindi praticamente c'erano due morali, una diciamo cattolica e l'altra comunista. Cioè erano due morali che si compenetravano e davano questa disciplina che poi era accettata da tutti. Ogni distaccamento aveva il suo commissario, erano tutti compagni che erano usciti da, quando è caduto il fascismo, erano usciti dal carcere, chi aveva fatto 7, 10, 15 anni, come per esempio Moro e tutti gli altri, Edoardo, avevano fatto 10-15 anni di galera. Alla fine d'agosto c'è stato il rastrellamento, tedeschi e fascisti. Sono arrivati di qui, volevano prenderci in mezzo. È stato un gran movimento, alla fine ce la siamo cavata. Forse eravamo meglio di quanto credevamo, però la valle, le strade in basso erano tornate tutte in mano loro. A Toriglia e a Goreto sono arrivati gli alpini della Monte Rosa. Arrivavano dal basso e arrivavano sulle coste, scendevano o verso il Borbero o verso il Trebbia, passavano di qua. Collaboravamo, però non eravamo partigiani combattenti e dormivamo nelle capanne fuori, nella foglia. L'abbiamo stritolata quelle capanne, quella foglia. E quando si affacciavamo sulla costa, lì se c'era il lenzuolo bianco, si veniva. Se c'era il lenzuolo rosso, tela, La paura era l'attesa. Quando c'eri dentro nell'azione, la paura te la dimenticavi. Era l'attesa, snervante. Era la coscienza che ti teneva dove c'era il pericolo, perché se tu scappavi o ti allontanavi, mettevi in difficoltà quello che avevi vicino, quelli che ci avevi vicino. So che mica aveva una bestia in testala, lo cacciava fuori, perché a Bavastrelli gli avevo preso qualche cascina, qualcosa che gli avevano trovato magari da roba di partigiano, non so. Allora ho detto, se vengono dei paesi che brucio, cosa facciamo? E una vacca in testala, no? I tedeschi, i mongoli, chi, perché poi che passò anche i mongoli, ai 21 di dicembre lì. Dopo abbiamo vinto la battaglia più bella. È stato quando una parte degli alpini della Monte Rosa sono venuti con noi. Li abbiamo attaccati, punzecchiati e un giorno hanno mandato a dire che volevano parlare. E sono passati in 200 dalla nostra parte, con un maggiore, Muli,
armi e tutto il resto. Erano i primi di novembre del 44. Credo che sia stato allora che i tedeschi e i fascisti hanno deciso di snidarci. Eravamo una spina. I loro disertori venivano da noi e così hanno deciso di toglierci di mezzo. Da novembre è stato un attacco dopo l'altro e in più per noi c'era il freddo, la neve. Il comando era a casa del Romano. Mi sono venuto a Rigia a pigliare il tabacco. Quando sono stata, che entrai in questo paese, un amico di mio papà mi chiama e mi dice: ti torni in Antwerp? E dico sì. Allora avvisa tutti i partigiani che ti conosci che stanotte vengono i fascisti in Antwerp. E mi rispondo: oh, erano le 2 giorni che venivano i tedeschi. Dicevo tabacco, poi sono tornata da corsa. 2 ore sono andata a Antwerp, che mi maio, e mi sono che mi hanno visto da strada da Canda e Asciù. Mi sono detto: vai poi, perché non so come mai che tornando a Re. Mi sono venuta incontro e dico: mi accusci così. Allora ho detto: leviamo una feria, eventualmente venisse, che vi ascondessi il tetto. E così le sto. Quando le sto 2 ore dopo mezzanotte, li hanno brutta 6 anni, e sono arrivati. Siamo andati su questo tetto. Questi hanno una squadra di fascisti, non so se hanno in 7, non mi ricordo bene, che hanno in cerca di un partigiano ferito, quelli che avevamo ospitato noi altri precedentemente, e siamo messi lì vicino all'altro, perché mi non manco riuscivo a vestirmi bene, in premura e un canottiere a fine settembre su Monte d'Anto a 1600 metri. E poi lì di questi qui, che dice, all'ancora libera, stanza numero 9, non mi sono manco ci scordato il numero, e sì, allora un po' a riposare, insomma, che poi è venuto l'aspettavo l'alba, no? Sono partiti, dico, tasica va bene. Invece quando sono andati avanti a 200 metri, 100 forse, vedo che tornano da rete corsa, perché da tetto ne altri poco cercavano di spiare dove vanno. Invece che siano con te, in poche parole che ne mancava uno. Poi mi sono giovane, ma che venivano in mente. Allora, un gazzolo si è collocato a dormire, allora hanno tornato pronto a 30 testa e l'hanno esce per la scaletta, finalmente lì a vivo. Quando a metà gennaio del 45 sono arrivate una missione inglese e una americana, è stato ancora peggio. Ogni giorno ce li avevi addosso. Comunque ce la siamo cavata anche allora. Ci siamo divisi in piccoli gruppi e così abbiamo scansato i rastrellamenti dei mongoli. Ci continuavano a dire che arrivava i lanci e tutte le notti andavamo e aspettavamo. I primi lanci sono venuti sul Monte Iona, dove Bisagno aveva fatto le baracche. Il lancio che è stato fatto, mi sembra, il 16 di gennaio del 45, dove c'era Davidson, erano 5, 6 erano. Di lì abbiamo capito e abbiamo diviso un po' insieme la situazione con queste persone, perché non c'era alberghi che potevamo mettere a fare una vita diversa dalla nostra. Io avevo infinato da Bavastrelli, no? Da razza di Bavastrelli, no? Con le alane in America, l'avevo ghiacciato addosso anche a lei, no? Però lei è venuta su, perché tutti le venuto su, io 3 o 4, no? Io credo andò lì, c'è da parlare, che faccia capire, ho detto, parla più ragionese, che se capiamo più bene, no? E poi le dei Bavastrelli, i sovvegi, no? C'erano quelle fortezze volanti che sfioravano il Romano, passavano lì sopra i piani qua e molavano giù e poi se ne andavano. Quando è arrivata la fine, noi avevamo il compito di scendere a Genova, dai forti. Siamo arrivati a Manin. Eravamo più di 400.
poi al 1° maggio c'è stata la sfilata di tutte le formazioni. Eravamo al Bristol e lì c'era il comando zona, c'era il comando divisione, c'era CL di Genova e chiedono chi parte, chi apre e hanno detto divisione Cicchero. Lui ha chiamato me